Buongiorno a tutti. Noi di Foodhub ci siamo occupati dell'organizzazione di questo webinar su un progetto di ricerca PRIN 2022 Cleopatra e che riguarda il potenziale delle nanoidrossiapatite derivate da rifiuti organici e dai suoi nanoibridi, risultanti come nanofertilizzanti intelligente. Con noi oggi abbiamo Luca Marchiol, coordinatore del progetto dell'Università di Udine, Francesca Scalera, della ricercatrice del CNR Nanotech, Monica Zuluaga, tecnologa dell'Università di Bolzano e Laura Pilotto, dottoranda dell'Università di Udine. Io lascio, ecco, la parola adesso a Luca perché vedo che molte persone sono già arrivati, quindi non rubo altro tempo. Grazie mille a tutti, lascio a te la parola, Luca. Grazie Marta. Adesso io condivido le mie slide che chiedo conferma che tutto sia a posto. Ecco, è tutto a posto? Sì, sì, vai Luca. Bene. Buongiorno, dunque io sono Luca Marchiolo, Università di Udine e sono il coordinatore di questo progetto PRIM 2022 che ha preso il nome di Cleopatra, diciamo estraendo diciamo, una formula dal titolo in lingua inglese. È un progetto che riguarda fondamentalmente diciamo, la transizione ecologica dei sistemi agricoli. Ci siamo occupati fondamentalmente del tema dell'efficienza della fertilizzazione. I sistemi agricoli hanno un ruolo molto importante, fondamentale per la nutrizione umana, ma per diversi aspetti sono, diciamo, dei sistemi piuttosto inefficienti. Il che significa che, diciamo, delle risorse chimiche, fisiche, energetiche, insomma, entrano in questo sistema e appunto l'efficienza non è molto alta. In particolare nel caso dei fertilizzanti è piuttosto bassa questa efficienza. Questi dati, il 30-40% di azoto e 20% di fosforo, sono piuttosto bassi perché significa che una quantità molto maggiore viene persa nell'ambiente e in particolare per la componente azotata genera degli impatti sulle acque superficiali e profonde e genera anche emissioni di gas serra. Quindi ragionando in termini di prospettiva, di sostenibilità e di transizione ecologica, noi dobbiamo cercare in qualche modo di garantire i livelli produttivi necessari, ma cercando di alleggerire l'impatto ambientale, diciamo, che si genera dalla gestione in campo di questi sistemi. E questo fondamentalmente è, diciamo, il quesito, la domanda, la sfida, insomma, di questo progetto. Dunque noi abbiamo ritenuto, diciamo, di avviare questo studio nella prospettiva di mettere a punto dei nanofertilizzanti, cioè a dire dei fertilizzanti di nuova generazione che sfruttano determinate proprietà, diciamo, della materia di cui le generazioni successive, insomma, si occuperanno. Questa è un'immagine, diciamo, tratta dalla letteratura, insomma, che dimostra dei modelli teorici per il momento di strutture di nanofertilizzanti che avrebbero, diciamo, una volta realizzate e testate, il grande vantaggio di introdurre nel sistema un incremento dell'efficienza della fertilizzazione. Da un punto di vista operativo, noi abbiamo assemblato delle competenze piuttosto diverse, integrando competenze molto diverse, anche piuttosto diverse per la verità, e questo è stato anche un po', diciamo, sfidante, almeno in fase iniziale, abbiamo dovuto in qualche modo ragionare per trovare anche da un punto di vista culturale, insomma, dei punti di connessione. In questa immagine vedete ecco, uno schema generale di quello che è accaduto nel biennio del nostro progetto, cioè a dire noi abbiamo lavorato su dei materiali di scarto, dei rifiuti fondamentalmente, cercando di valorizzare questi materiali per estrarre delle strutture nanometriche che poi sono state attraverso diciamo, dei processi, delle manovre, insomma, diciamo, trasformati in fertilizzanti di una dimensione molto piccola. Questi fertilizzanti noi poi li abbiamo testati, diciamo, osservando come si comportavano nel suolo, abbiamo osservato le relazioni di questi materiali
avrebbero instaurato nel sistema ecologico suolo, quindi con una componente microbiologica. E infine, naturalmente, la destinazione di questi materiali era la fertilizzazione, quindi abbiamo utilizzato gli stessi materiali come fertilizzanti, abbiamo cercato di studiare come questi materiali influivano, come funzionavano, diciamo una volta somministrati alle piante. Ehm, una breve carrellata sulla la struttura, diciamo, di questo progetto che appunto ha messo a sistema componenti diverse da CNR Nanotech, Università di Bolzano, Università di Udine, i quali tre componenti hanno condotto delle attività che si sono integrate in larga parte, ma che hanno portato appunto delle competenze specifiche per governare i diversi passaggi ehm, di questo sistema di lavoro. Ecco. Un ultimo passaggio, noi siamo praticamente in chiusura del progetto, il progetto si conclude fra un paio di giorni, e quindi è il momento dei consuntivi, stiamo predisponendo anche per i nostri obblighi verso il Ministero che ha finanziato il progetto, una sorta di rendiconto e anche diciamo, di report sulla nostra produzione scientifica, estraggo diciamo, i prodotti più importanti, cioè abbiamo alcuni lavori già pubblicati su riviste internazionali, altri lavori sono già stati inviati, sono attualmente in fase di revisione. Un ultimo lavoro diciamo, si sta sviluppando, lo stiamo scrivendo insomma, da dati molto, molto recenti. Quindi insomma, da questo punto di vista direi che è stata un'esperienza abbastanza, anzi non abbastanza, decisamente soddisfacente e proficua e produttiva. Quindi ecco, io sto per concludere il mio intervento, che evidentemente è solamente di scenario, di contesto. Ringrazio pubblicamente i componenti, diciamo, di questo progetto. Qui vedete, ho riprodotto, assemblato, ecco, anche in effigie, diciamo, i componenti singoli, e quindi diciamo delle tre istituzioni, e diciamo a seguire tre di questi colleghi porteranno ecco, la loro testimonianza. Quindi io direi che ho concluso il mio intervento, sono contento di aver anche fatto molto in fretta, e quindi passo la parola al prossimo relatore. Grazie. Grazie, grazie Luca, breve ma efficace. E, adesso passiamo alle colleghe di progetto, in particolare adesso parlerà Francesca Scalera, ricercatrice del CNR Nanotech. Vai pure in condivisione Francesca. Mi raccomando sempre per questioni di problemi audio fatecelo subito presente. Ok. E vai pure, Francesca. Sì, buongiorno, io sono il responsabile dell'unità di ricerca per quanto riguarda il CNR Nanotech e oggi vi presento l'attività che ha riguardato la valorizzazione degli scarti dell'industria agroalimentare col fine di ottenere un materiale, la nanoidrossapatite, che è un calciofosfato, da utilizzare come una fonte alternativa di fosforo a rilascio lento. Quindi l'idea è quella di trasformare il rifiuto alimentare in un materiale ad alto valore aggiunto. Per capire meglio quanto questo sia rilevante, partiamo dal contesto. Secondo i dati FAO, l'industria agroalimentare genera ogni anno milioni di tonnellate di sottoprodotti. In particolare, il comparto della macellazione e della trasformazione delle carni rappresenta una quota significativa di questi sottoprodotti. Tra questi, diciamo, produce una frazione ossea che arriva addirittura al 20-30% del peso dell'animale. In particolare, nel caso del pollo, che è la specie che noi abbiamo utilizzato, ed è oltretutto la specie più consumata a livello globale, questa quantità è particolarmente rilevante. Quindi, diciamo, per l'industria, questi materiali attualmente rappresentano, oltre che un rifiuto, anche, diciamo, un costo notevole, per quanto riguarda il loro smaltimento. Quindi se cambiamo prospettiva e consideriamo, non lo consideriamo un problema, ma come opportunità, ehm, possiamo, diciamo, valorizzare questo materiale ricavandolo e considerando, diciamo, ciò che contiene, ovvero il fosfato di calcio, ovvero è una fonte disponibile di fosforo
e che nel nostro caso diciamo, abbiamo deciso di utilizzare modulandone le proprietà, poiché diciamo, uno degli svantaggi dell'idrossapatite è che è scarsamente solubile. Quindi diciamo, abbiamo lavorato sulle tecniche di sintesi al fine di rendere maggiormente biodisponibile il fosforo. In particolare, abbiamo seguito tre strategie che vi mostrerò in questa presentazione. La prima, agendo sulle temperature di calcinazione, che sono le temperature di trattamento per preparare il materiale. Una strategia che considera più una modifica chimica, ovvero il doping ionico aggiungendo ioni potassio. E la terza strategia riguarda l'integrazione insieme all'urea dell'idrossapatite in matrici polimeriche al fine di regolarne il rilascio. Quindi oggi vi presenterò pian piano queste tre strategie. In generale, abbiamo seguito un processo di sintesi, un approccio di tipo top-down, ovvero siamo partiti direttamente dagli scatti di ossa di pollo. Ehm, e diciamo, il processo si articola principalmente in tre fasi. Una prima fase di pretrattamento, in cui le ossa vengono, diciamo, subiscono un processo di bollitura al fine di rimuovere la parte organica in eccesso, e poi vengono sottoposte a un trattamento ad alte temperature in modo da ottenere il residuo minerale. E infine poi vengono macinate finemente. Quindi diciamo questa è una slide introduttiva del processo per mostrarvi come il processo sia semplice, modulabile e coerente con l'economia circolare. Quindi vediamo la prima strategia cui facevo cenno, la temperatura di calcinazione. La temperatura di calcinazione è la temperatura, diciamo, il secondo processo termico che subisce il materiale. È un trattamento in aria ad elevate temperature. In particolare abbiamo considerato due temperature, 300 gradi e 700 gradi, utilizzando le stesse condizioni di riscaldamento e stazionamento. E abbiamo valutato, diciamo, e abbiamo caratterizzato poi i materiali per valutare come queste temperature influissero sulla struttura dell'idrossapatite. Come potete vedere nella figura a destra, già a livello macroscopico la differenza è evidente. A 300 gradi, infatti, il materiale appare ancora scuro, come vedete nell'immagine il campione S3, e questo, diciamo, il fatto che sia scuro è indice della presenza di residui carboniosi. A 700 gradi, invece, il materiale risulta completamente bianco. Quindi diciamo che si è avuto una transizione verso una fase, diciamo, minerale predominante. Quindi la componente organica va via e la componente minerale è totalmente bianca. Diciamo, questa evidenza poi suggerisce che c'è una trasformazione strutturale e quindi diciamo, abbiamo approfondito come sia avvenuta questa trasformazione attraverso ulteriori caratterizzazioni. La prima sicuramente è una caratterizzazione di tipo morfologica, cioè quindi siamo passati dalla scala macroscopica alla scala nanometrica attraverso il microscopio a scansione. Quindi abbiamo analizzato i campioni al SEM e al TEM. Si vede che a 300 gradi, quindi il primo riquadro, si osservano principalmente degli aggregati irregolari, quindi con una morfologia non definita. Perché? Perché, diciamo, oltre alla parte minerale è presente anche una parte organica, come avevamo visto. A 700 gradi, quindi a temperature più alte, le particelle invece appaiono più uniformi e meglio definite. E diciamo, come si poi confermato anche al TEM, la distribuzione sembra anche più omogenea. Quindi, diciamo, come vediamo al TEM, la dimensione delle particelle può essere, diciamo, stimata inferiore ai 100 nanometri. Le analisi spettroscopiche e diffrattometriche, quindi ai raggi X e IR, confermano quanto abbiamo osservato a livello morfologico.
Si vede dagli spettri IR come siano presenti le bande caratteristiche, quelle che vi sto evidenziando, quindi intorno a lunghezze d'onda pari a 1000, sono diciamo, le bande caratteristiche dei gruppi fosfato. Questo, diciamo, ci conferma il fatto che sia presente idrossiapatite, mentre a 300 gradi sono ancora presenti residui carboniosi dovuti appunto alla frazione organica. Per quanto riguarda invece i raggi X ci confermano quelli, diciamo, i gruppi, le parentesi qui vanno ad evidenziare quelli che sono i picchi caratteristici dell'idrossiapatite, come se fosse una sorta di impronta digitale. Ci dimostrano come a 700 gradi siano presenti tutti i picchi corrispettivi che corrispondono all'idrossiapatite, ma c'è anche una fase aggiuntiva che è il beta-tricalciofosfato, che è una fase, è sempre un fosfato di calcio, ma è una fase più solubile. Quindi a 700 gradi vediamo ancora la presenza di questa piccola percentuale di beta-tricalciofosfato. Per quanto riguarda la temperatura a 300 gradi, invece, l'apatite è piuttosto amorfa proprio a causa della presenza della parte organica. Quindi poi siamo passati all'analisi elementare attraverso l'ICP e anche l'analisi elementare conferma le differenze già evidenziate dalle caratterizzazioni precedenti. Allora, si vede che il campione trattato a 300 gradi presenta un contenuto di carbonio significativo. Ehm, sia di carbonio che di azoto. Vediamo circa il 31% per il carbonio e 55% per l'azoto, quindi che sono attribuibili alla presenza della componente organica. Dopo il trattamento a 700 gradi, sia il carbonio che l'azoto sono completamente rimossi. Siamo circa lo 0,38% e lo 0,06%. Quindi vuol dire che a 700 gradi c'è stata un'effettiva combustione della componente organica. Di conseguenza, se andiamo a guardare la componente minerale, quindi relativa al calcio e al fosforo, essendosi ridotta la componente organica, la frazione minerale raddoppia. Infatti si passa da circa 88 a 194 grammi su chilogrammo eh, per quanto riguarda la frazione minerale. Se guardiamo poi il rapporto calcio-fosforo, abbiamo una apatite calcio deficiente, ovvero il rapporto tra calcio e fosforo per le apatiti sintetiche è circa 1,67, invece in questo caso abbiamo un rapporto, scusate, un rapporto calcio-fosforo di circa 1,47, quindi un'apatite calcio deficiente che è riportata in letteratura essere un'apatite ancora più solubile. Poi abbiamo analizzato il comportamento di queste polveri all'interno di diverse soluzioni per vedere come si disponeva la carica superficiale sulle particelle all'interno di diversi mezzi. E quindi diciamo l'acqua demineralizzata, l'acqua distillata e due mezzi che sono i mezzi tipici in cui vengono disperse le colture batteriche. Si vede che la carica superficiale è fortemente dipendente dal mezzo, infatti aumenta notevolmente passando dall'acqua demineralizzata al mezzo Luria-Bertani e addirittura diventa nulla per l'apatita a 700 gradi nel mezzo NB-RIP, che poi è il mezzo che abbiamo utilizzato per le colture batteriche. Per quanto riguarda le dimensioni delle particelle, ad un'analisi al BET si vede che le particelle a 700 gradi, la dimensione delle particelle si riduce circa del 30% proprio per il fatto che la componente organica è stata eliminata. Quindi per quanto riguarda questa prima strategia che abbiamo utilizzato per aumentare la solubilità,
In sintesi, diciamo che l'aumento della temperatura promuove una transizione dalla matrice biogenica, quindi dalle ossa di pollo, verso una fase apatitica più pura, che è strutturalmente ordinata, quindi altamente cristallina e stabile. Questi campioni sono stati poi trasferiti ai partner per la valutazione funzionale e in particolare ai colleghi di Unibolzano per valutare l'interazione con i batteri solubilizzatori del fosforo e i colleghi di Udine per una validazione agronomica, quindi vi mostreranno i risultati negli interventi successivi. Passando alla seconda strategia che abbiamo perseguito per modulare la struttura del nostro fosfato di calcio, la seconda strategia riguarda diciamo, la modifica del reticolo cristallino. Queste modifiche, allora, la struttura cristallina dell'idrossepatite è una struttura che diciamo, ben si presta alle modifiche, a modifiche ioniche, come diciamo, riportato da un'immagine di letteratura. Gli ioni calcio possono essere sostituiti con diversi ioni magnesio, stronzio, ferro e lo stesso per gli ioni fosfato. In questo caso noi abbiamo valutato la sostituzione con lo iono potassio, poiché è un altro diciamo, componente utile per il nutrimento del terreno. E inoltre lo ione potassio ha un raggio ionico superiore a quello del calcio. Questo, diciamo, l'ipotesi è che questo dovrebbe permetterci una distorsione nella sostituzione, una distorsione del reticolo ehm, e quindi aumentare la solubilità del fosforo. Abbiamo perseguito due strategie, quindi abbiamo immerso le polveri di idrossepatite in una soluzione di nitrato di potassio. Nella prima strategia, prima del trattamento di calcinazione, mentre nella seconda strategia, dopo il trattamento di calcinazione. E in più abbiamo valutato diversi rapporti di calcio-potassio, quindi qui vi vengono riportati come le sigle 1, 5, 10 che stanno diciamo, a significare rapporto 1 a 1, calcio-potassio 1 a 5 e 1 a 10. Quindi, diciamo, per valutare quanto potassio abbia sostituito gli ioni calcio, abbiamo subito effettuato un'analisi elementare, da cui, diciamo, è possibile vedere che nel doping effettuato prima della calcinazione, quindi la parte sinistra della tabella, si osserva un incremento progressivo del contenuto di potassio. Come potete vedere, partiamo da 0 a 53 53 grammi su chilogrammo, nel campione con un più alto rapporto calcio-potassio. Quindi, parallelamente all'aumento del contenuto di potassio, si osserva una diminuzione del contenuto di calcio. Quindi, in questo caso, possiamo dire che è avvenuta la sostituzione tra i due ioni. Nel trattamento post-calcinazione ciò non avviene, tant'è vero che diciamo, le quantità di potassio sono pressoché nulle. Per quanto riguarda, quindi abbiamo analizzato solo i campioni, diciamo, la seconda strategia, quella del trattamento, diciamo, delle polveri prima della calcinazione, e l'analisi XRD, quindi l'analisi delle fasi presenti nella nostra polvere, mostrano la presenza di una piccola frazione di beta-eticalcifosfato, circa il 4%, che è presente solo fino, diciamo, al rapporto 1 a 1. Aumentando la quantità di potassio, si vede che questa fase scompare, quindi vuol dire che la sostituzione, diciamo, in questo caso, è avvenuta solo nell'idrossapatite. È interessante poi, sono interessanti i dati ottenuti dall'analisi dei parametri cristallografici
e si vede in tabella, evidenziato in verde, come il volume della cella cristallina aumenta all'aumentare della sostituzione degli ioni potassio. Quindi diciamo si ha una distorsione del reticolo dovuta proprio alla sostituzione tra potassio e ione calcio. Quindi si ha proprio un'incorporazione strutturale del potassio all'interno del reticolo. Dal punto di vista morfologico, al variare della percentuale di potassio non si apprezzano particolari differenze. Si osservano in tutti i casi una dimensione regolare intorno ai 50-70 nanometri. Si ha un'aggregazione, diciamo, tipica delle particelle, delle nanoparticelle, ma diciamo, non si osservano particolari variazioni. Quindi diciamo che il doping modifica la struttura cristallina ma non modifica la morfologia delle nanoparticelle. Quindi, diciamo, per quanto riguarda questo secondo trattamento, possiamo dire che il doping con potassio rappresenta una strategia efficace per modulare le proprietà della nanoidrossapatite. In particolare, il doping effettuato prima della calcinazione consente l'effettiva incorporazione strutturale del potassio nel reticolo apatitico. Questo porta alla formazione di un'apatite calciodeficiente che è più solubile rispetto all'apatite stechiometrica. Questa, diciamo, strategia introduce inoltre un possibile rilascio sinergico sia di fosforo che di potassio, quindi due macronutrienti fondamentali per la crescita delle piante. Eh, diciamo, le modifiche che abbiamo mostrato rappresentano un presupposto per la valutazione agronomica e per questo i campioni sono stati inviati ai colleghi di Udine diciamo, la valutazione è attualmente in corso. Quindi passo all'ultima strategia. Questa, diciamo, è è una delle attività che stiamo conducendo in questi ultimi mesi e riguarda lo sviluppo di matrici polimeriche caricate con nanoidrossapatite impregnata con urea al fine di ottenere un rilascio controllato sia di azoto che di fosforo. Queste particelle impregnate con urea vengono immerse in una matrice polimerica costituita da un blend di due polimeri, il chitosano, che è un materiale naturale diciamo, facilmente degradabile, e il polivininalcolo che ha una degradazione più lenta. Quindi diciamo che l'ipotesi è che il rilascio dei due macronutrienti, quindi il fosforo e l'azoto, avvenga in maniera lenta e controllata. Come avviene la sintesi? Appunto, facciamo assorbire l'urea all'idrossapatite e in seguito la inseriamo nel mixing dei due polimeri. I due polimeri vengono reticolati in maniera diversa, il chitosano ha una reticolazione debole, quindi in modo da permettere appunto che venga degradato in breve tempo, mentre il polivininalcolo ha una degradazione più lenta e quindi dovrebbe consentire, oltre che dare un supporto strutturale, dovrebbe consentire un rilascio a lungo termine. Poi vengono sottoposti a dei cicli di congelamento e scongelamento al fine di cristallizzare il polivinylalcol. Qui vi mostro, diciamo, un po' quello che è il dispositivo che abbiamo ottenuto dopo i cicli di congelamento e scongelamento. Abbiamo solo dei dati preliminari su quest'ultima attività, sono preliminari ma diciamo molto interessanti perché mostrano come per quanto riguarda il rilascio di azoto abbiamo confrontato i due dispositivi, il blend polimerico con l'urea e il blend polimerico con l'urea impregnata all'interno dell'idrossiapatite. Si vede che il rilascio avviene in maniera lenta fino a 10 giorni, raggiunge un plateau, ma diciamo nel caso del dispositivo con sola urea il rilascio è quasi completo, raggiunge circa il 100%, mentre per quanto riguarda il dispositivo con idrossepatite il rilascio è più modulato, raggiunge il 55% e attualmente stiamo ancora effettuando delle misure per valutare il termine, diciamo, del rilascio.
Quindi, diciamo, siccome questi risultati ci sono sembrati interessanti, abbiamo inviato un primo lotto all'Università di Udine per la validazione agronomica. Vi ringrazio dell'attenzione e qui, diciamo, vi presento le mie colleghe, Clara Piccinillo e Giulia Morello, con le quali, diciamo, abbiamo condotto queste attività di sintesi e caratterizzazione di questi materiali da scarti biologici. Grazie mille Francesca e do la parola a diciamo, la seconda relatrice che è Monica Zuluaga, tecnologa dell'Università di Bolzano. Vai pure in condivisione, Monica, così Ok, grazie mille e buongiorno a tutti. Io sono Monica Alzate Zuluaga, rappresento l'unità di ricerca all'Università di Bolzano e oggi vi parlerò dei batteri solubilizzanti il fosforo come mediatori della disponibilità di fosforo da nanoidrossiapatite. Aspetta che prendo il laser qua. Ok. Quindi, come già detto un po' dalla collega Francesca, uno degli approcci alternativi all'uso di fertilizzanti fosfatici è l'uso della nanoidrossiapatite, che è un minerale fosfatico di calcio, componente delle ossa che agisce come fonte di fosforo a lento rilascio, prevenendo la rapida fissazione del fosforo nel suolo e rendendo disponibile per le piante nel tempo. Un altro approccio è l'uso dei batteri solubilizzanti del fosfato che producono degli acidi organici in grado di solubilizzare i fosfati insolubili, convertendole in forme disponibili per le piante. In questo senso, uno degli obiettivi di questo lavoro è stato quello di combinare le due strategie per valutare se i batteri che solubilizzano il fosforo possono aumentare il rilascio di questo elemento dalle nanoepatiti sintetizzata a partire delle scarpe della filiera agroalimentare come le ossa di pollo. L'altro obiettivo è stato quello di valutare l'impatto delle nanoidrossiapatite sulla struttura e la composizione della comunità microbica del suolo. Per raggiungere questi obiettivi, in una prima fase di lavoro abbiamo effettuato uno screening dei batteri solubilizzanti del fosforo, isolati da suolo e isolati anche della nostra collezione, presenti nella nostra collezione. Abbiamo valutato la loro capacità di solubilizzare il fosforo e parallelamente li abbiamo sequenziati per escludere eventuali ceppi con potenziale patogeno per l'uomo. Tra i ceppi presi in considerazione e non patogeni, la Pseudomonas aloputia DSM 6125 è stato selezionato per gli esperimenti successivi. A seguito delle analisi chimico-fisiche, una delle principali differenze, come già detto anche dalla collega Francesca, tra queste due formulazioni riguarda il trattamento termico a 700 gradi, quindi si è verificata la parziale composizione dell'idrossiapatite con formazione di beta-fosfato tricalcio, caratteristica che distingue quindi la nanoidrossiapatite generata a 700 gradi rispetto a quella generata a 300 gradi. Considerando quindi questa caratteristica per valutare come queste differenze influenzano la solubilizzazione del fosforo da parte dei Pseudomonas, sono state testate 4 diverse fonti di fosforo. Le nostre due nanoparticelle, il fosfato tricalcico come modello di fosfato insolubile e il triplo superfosfato che è un fertilizzante sintetico ed è utilizzato nella pratica agronomica. Quindi il test è stato condotto in vitro utilizzando un terreno di coltura contenente 1 grammo di fosforo per litro ed è stato inoculato con il batterio e in parallelo sono stati anche preparati dei controlli non inoculati. Quindi i campioni sono stati poi incubati a 28 gradi per 7 giorni e poi ogni 24 ore sono state prelevate le aliquote per determinare il fosforo solubile, il pH e la produzione degli acidi organici. Quindi nei campioni inoculati, che sono questi qui, si osserva una marcata diminuzione del pH già nel primo giorno.
in tutti i trattamenti. E poi il pH si stabilizza intorno a 4, confermando che il batterio ha acidificato il mezzo. Poi nei controlli non inoculati, che sono queste sopra, invece il pH rimane stabile, dimostrando che l'acidificazione è dovuta all'attività batterica. Poi il batterio ha inoltre aumentato la solubilizzazione del fosforo nel tempo e in tutti i trattamenti, specificamente queste con le nanoidroesiapatite, e quella generata a 700 gradi, questa in verde, ha rilasciato più fosforo rispetto a quella generata a 300 gradi. E questo è probabilmente spiegato dal fatto del maggior contenuto di beta-fosfato tricalcico in questa generata a 700 gradi. Poi nei controlli non inoculati, questi sotto, non si è osservato rilascio di fosforo, confermando che il batterio è essenziale per la solubilizzazione della nanoidroesiapatite. Poi abbiamo inoltre osservato che il tipo di fonte di fosforo influenza il profilo quantitativo degli acidi organici prodotti dal batterio. In presenza, per esempio, di fosfato tricalcico, sono stati rilevati 4 acidi organici che sono il citrico, l'ossalico, l'aconitico e il fumarico. Invece per le nanoparticelle generate a 300 gradi si è osservata la produzione solo di 3 acidi organici, l'ossalico, il citrico e l'aconitico. Le nanoparticelle generate a 700 gradi, in queste si sono rilevate solo 2, e quelle, gli acidi tipo quantificati nella presenza del triplo superfosfato è stato solo uno, il citrico, però in elevate concentrazioni. È stata osservata anche una correlazione positiva tra la concentrazione degli acidi organici in tutte le 4 fonti di fosforo e il fosforo solubilizzato, indicando che tali acidi quindi contribuiscono alla mobilitazione delle diverse fonti di fosforo testate. Ultimamente è stato condotto un esperimento in idroponica per valutare l'efficacia delle 2 tipologie di nanoidroesiapatite, e in questo esperimento abbiamo anche confrontato diversi livelli di fosforo. E in questo caso i risultati hanno mostrato che la nanoidroesiapatite generata a 700 gradi hanno ottenuto prestazioni significativamente migliori rispetto a quella alla variante a 300 gradi, e questo in linea con le sue superiori proprietà chimico-fisiche che abbiamo visto già precedentemente. È interessante notare anche che una riduzione del 25% nell'applicazione di fosforo, quindi l'uso del 75%, 75 micromolari di fosforo, non comporta effetti negativi sui parametri di acquisizione del fosforo, evidenziando una migliore efficienza dell'uso del nutriente. Quindi si sono presentati risultati comparabili sia con il 75% che il 100% di fosforo. E per investigare ulteriormente le prestazioni della nanoidroesiapatite abbiamo allestito un esperimento in Rhizobox, questo qua, per simulare condizioni più realistiche di condizioni di coltivazione in suolo. In questo esperimento noi abbiamo usato come pianta di studio il mais, abbiamo scelto solo le nanoidroesiapatite generate a 700 gradi, che erano quelle che presentavano migliori risultati. Le abbiamo confrontato con un controllo usando il triplo superfosfato e abbiamo anche analizzato fatto gli studi in carenza di fosforo. E qua abbiamo studiato l'accumulo di biomassa, le analisi di alcuni geni coinvolti nell'assorbimento del fosforo, l'analisi metagenomica del suolo, quindi l'analisi del microbioma, e poi l'analisi degli esudati con questo sistema di filtri. Come risultati, quindi, questo risultato ha suggerito, per quanto riguarda l'allocazione dei nutrienti della biomassa, che
è stato un andamento simile sia per l'assorbimento del fosforo sia per quello del calcio. Analogamente, nel caso della biomassa radicale e la biomassa della parte aerea è stato osservato un trend simile. Quindi l'esperimento evidenzia che il trattamento con la nanoidrossiapatite, in questo caso questa in verde, in presenza del batterio, comporta un maggiore assorbimento di fosforo e di calcio a livello foliare, perché qua a livello radicale non si vedono differenze, non si vedono tante differenze. E lo stesso trend è presentato anche all'accumulo di biomassa e della parte pigea, che a livello radicale non si vedono differenze, però a livello foliare, quindi la presenza del microorganismo ha fatto che aumentasse la biomassa. Questa slide rappresenta l'espressione dei geni trasportatori del fosforo. Abbiamo analizzato tre geni nelle radici di mais, quindi sottoposte ai tre diversi trattamenti. E come previsto, l'espressione più bassa è osservata nel trattamento con il triplo superfosfato, in tutti e tre i geni analizzati, a causa della rapida disponibilità di fosforo. Al contrario, il trattamento con la nanoidrossiapatite generata a 700 gradi ha mostrato un'espressione moderata ma ben regolata dei geni trasportatori del fosforo. Questo suggerisce che la nanoparticelle a 700 gradi abbia rilasciato il fosforo in modo graduale, mantenendo una disponibilità ottimale, che ha mantenuto il sistema radicale, in questo caso metabolicamente attivo e responsivo. È interessante notare anche, se vediamo qua nel campione inoculato con nanoparticelle, che il trattamento quindi qui rappresenta dei livelli di espressione statisticamente simili a quelli con il triplo superfosfato, sia per questo trasportatore e per tutti e tre in realtà. Inoltre il trattamento in cadenza di fosforo ha mostrato l'espressione più elevata, e questa è una risposta tipica allo stress, già che questi trasportatori sono ad alta affinità e la pianta ne aumenta l'espressione per far fronte a una grave carenza di fosforo. Quindi questo è un risultato che è previsto. Poi sulla risosfera di queste piante cresciute in Rhizobox abbiamo inoltre analizzato la composizione della comunità microbica per valutare la influenza dei trattamenti sulla biodiversità. E questa analisi di diversità, che riflette la composizione microbica della comunità, ha evidenziato che questa è significativamente influenzata dal trattamento con il fosforo, ma l'inoculo con Pseudomonas non ha mostrato alcun effetto significativo. Quindi i campioni tendono a raggrupparsi principalmente in funzione della disponibilità di fosforo e non dell'inoculo. Poi l'analisi dell'abbondanza relativa delle 10 principali famiglie batteriche, in questo caso, ha mostrato una composizione complessivamente simile tra inoculato e non inoculato all'interno dello stesso trattamento, con variazioni più evidenti tra i diversi livelli di fosforo. E questo suggerisce che il regime nutrizionale rappresenta il principale driver nell'assemblaggio delle strutture microbica, batterica in questo caso della rizosfera. Quindi come conclusione, per quanto riguarda il microrganismo, la Pseudomonas allopurtida ha solubilizzato efficacemente il fosforo da tutte le fonti testate, con la massima solubilizzazione osservata nel fosfato del calcico, seguita dalla nanoparticelle generata a 700 e poi quella generata a 300 gradi. E questo lo ha fatto attraverso l'acidificazione del mezzo e la produzione di acidi organici, e specificamente la nanoparticelle a 700 gradi, generate a 700 gradi, ha mostrato una maggiore solubilizzazione del fosforo rispetto a quelle a 300, collegata a un maggior contenuto di beta-fosfato tricalcico, quindi questo si traduce a una solubilizzazione più veloce, più rapida in condizioni acide, e quindi maggior disponibilità di fosforo. Per quanto riguarda la pianta, quindi le nanoidrossiapatite a 700 gradi
ha migliorato in modo significativo la disponibilità di fosforo e la crescita delle piante di mais. E come abbiamo visto con il trasportatore di fosforo, il rilascio sostenuto del nutriente ha mantenuto un apporto ottimale di fosforo e ha stimolato l'attività a livello radicale. Quindi l'uso di queste nanoidrossiapatite dimostra un forte potenziale come alternativa ai fertilizzanti fosfatici convenzionali. E per quanto riguarda poi l'impatto sul microbioma, la disponibilità di fosforo rappresenta il principale fattore che modula la struttura della comunità microbica della biosfera, e la inoculazione con questo microrganismo non ha determinato cambiamenti significativi, ottenendo un effetto più funzionale che strutturale. Quindi vorrei ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo lavoro e a voi anche per la vostra attenzione. Grazie mille Monica. Mi raccomando, se avete poi delle domande o delle curiosità, potete già scriverle in chat che dopo risponderemo a tutti. Io lascio la parola all'ultima relatrice, Laura Pilotto, dottoranda dell'Università di Udine. Grazie mille Laura, puoi andare pure in condivisione. Sì, grazie Marta, buongiorno a tutti. Io sono l'ultima relatrice di questo webinar e rappresento l'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Udine. Dopo i dati presentati dai colleghi, questa presentazione si concentrerà maggiormente su quella che è stata la valutazione più agronomica dei fertilizzanti prodotti nell'arco di questo progetto, con una particolare attenzione alle dinamiche di rilascio dei nutrienti e la risposta di una coltura modello, nel caso specifico il mais. Riprendendo brevemente quanto detto prima dal professor Marchiola, il contributo di questa unità di ricerca si colloca principalmente a fine progetto. Infatti i nostri obiettivi erano sostanzialmente di verificare se, per quanto riguarda la nanoidrossiapatite come fonte di fosforo e i nanocomposti con urea per quanto riguarda l'azoto, fossero effettivamente in grado di migliorare l'efficienza d'uso dei nutrienti rispetto ai fertilizzanti convenzionali. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo deciso di suddividere di condurre una serie di esperimenti che possiamo dividere in due blocchi. I test di rilascio e di dilavamento in condizioni controllate in colonne di suolo e le analisi su pianta per valutare la risposta nutrizionale e produttiva della pianta stessa. Passiamo quindi dunque al primo esperimento, il test di riasciugazione di fosforo. In questo caso il nostro obiettivo era quello di valutare la solubilizzazione, quindi l'eventuale frazione persa di fosforo proveniente dall'idrossiapatite in colonne di suolo ad acquata ad intervalli di tempo regolari, come rispetto a un fertilizzante convenzionale. Le colonne avevano una struttura molto simile a quella riportata qui dell'immagine, erano composte da un suolo agrario arricchito di sabbia per facilitare il drenaggio. I trattamenti applicati in questo caso facevano riferimento a un controllo negativo senza fosforo, a un fertilizzante convenzionale. Noi abbiamo scelto triprosuperfosfato, che è uno dei più usati, e le nostre due tipologie di nanoidrossiapatite ottenute a 300 gradi e a 700 gradi. Come è stato detto nel corso del webinar, l'idrossiapatite ha la caratteristica di risultare poco solubile in acqua e in suolo, pertanto abbiamo anche noi deciso di realizzare un altro set di osservazioni con i medesimi trattamenti con l'inoculo del batterio fosfato solubilizzante scelto con l'Università di Bolzano. Le colonne sono state adaguate una volta a settimana per 7 settimane, i percolati venivano regolarmente raccolti e analizzati per determinare il loro quantitativo di fosforo presente. E questi qui sono molto brevemente i dati che abbiamo ottenuto nel corso delle 7 percolazioni, infatti sono espressi come somma del fosforo perso nell'arco dell'intera sperimentazione.
È chiaramente visibile come il triplo superfosfato sia il trattamento che in assoluto ha perso il maggior quantitativo di fosforo, sia con che senza il microrganismo, mentre le nostre due tipologie di nanoparticelle hanno perso un quantitativo di fosforo paragonabile a quello del controllo negativo. Questo è riconducibile alla natura relativamente più solubile del triplo superfosfato in confronto all'idrossiapatite. Da questo grafico è anche interessante notare come le colonne inoculate con microrganismo abbiano perso, nel caso del controllo dell'idrossiapatite a 300 gradi e dell'idrossiapatite a 700 gradi, abbiano perso appunto più fosforo rispetto al corrispettivo non inoculato, ma ciò non è valido invece per quanto riguarda il triplo superfosfato. Questo non è stato facile da spiegare per noi. Una possibile spiegazione può essere ricondotta al fatto che il microrganismo stesso possa aver sequestrato una parte del fosforo presente. Passiamo ora alla seconda prova. E anche in questo caso un esperimento in piante dove anche in questo caso l'obiettivo era il confronto di questi fertilizzanti ottenuti sempre da scarti alimentari in comparazione a un fertilizzante convenzionale. Abbiamo scelto di replicare allo stesso modo i trattamenti applicati nel precedente esperimento con anche in questo caso l'inoculo del batterio fosfato sublipizzante. In questo caso il mais è stato scelto come coltura modello, le piante sono state coltivate in condizioni semicontrollate presso la serra della nostra azienda agraria sperimentale da inizio aprile fino a raccolta che è avvenuta in corrispondenza della maturità fisiologica del mais. Al termine dell'esperimento ci siamo concentrati nell'analizzare i parametri biometrici e il profilo nutrizionale dei tessuti della pianta, ma anche la qualità della granella. Qui potete vedere le piante durante la fase di crescita nei primi stadi, poco prima di raggiungere lo stadio della levata e nel momento in cui stavano maturando le cariossidi. Veniamo ora a qualche risultato. Qua sono mostrati alcuni dei risultati che abbiamo ottenuto come scostamento dalla media del triplo superfosfato. In questo modo è più facile un confronto visivo sul fertilizzante più efficiente. Considerando le osservazioni senza la presenza del PSB, possiamo vedere come la nanoidrossiapatite non abbia in alcun modo impattato negativamente sullo sviluppo radicale della pianta, anzi nel caso della nanoidrossiapatite a 700 gradi abbiamo riscontrato un aumento di biomassa e seppure nessuna di queste differenze sia risultata poi significativa, questo tipo di trattamento con l'idrossiapatite non ha neanche avuto implicazioni su quella che è stata la concentrazione di fosforo su foglie e radici. Visibile poi nel grafico relativo invece più a destra sul contenuto di fosforo asportato dall'intera pianta, dove sì, c'è stata scontrata una leggera diminuzione di fosforo asportato nel caso della nanoidrossiapatite a 700 gradi, ma nel caso invece della nanoidrossiapatite a 300 gradi abbiamo riscontrato un aumento del fosforo asportato dalla pianta. Nel caso invece delle osservazioni in presenza del batterio fosfato solubilizzante, l'andamento è risultato leggermente più dinamico. Per quanto riguarda la biomassa radicale, il pattern ha più o meno seguito quello delle osservazioni non inoculate, mentre per quanto riguarda il fosforo asportato abbiamo riscontrato una diminuzione in tutti gli altri tre trattamenti, anche però in questo caso le differenze non sono state significative. Interessante era anche il parametro della resa della granella che non ho riportato per
principalmente per problemi di spazio, ma anche in questo caso la differenza non è stata significativa. La granella raccolta era di circa 40-60 grammi per pianta, ma la granella ci ha consentito di calcolare un indice di raccolta che era compreso generalmente tra un intervallo di 0,25 e di 0,35. Solitamente per il mais è superiore a 0,4 e si tratta quindi nel nostro caso di valori da attenzionare, sintomo di uno stress della pianta che noi abbiamo ricondotto all'allevamento invaso. Rimanendo sulla qualità della granella, anche in questo caso i nostri fertilizzanti non hanno avuto impatti negativi sulla qualità del seme prodotto e qui ho riportato sempre i grafici di scostamento per quanto riguarda invece la percentuale di amido e per quanto riguarda la nanoidrossiapatite a 700 gradi in entrambi i casi con estensione microorganismo ha aumentato il contenuto percentuale di amido rispetto al triplo superfosfato. Passando ora alla seconda parte del nostro progetto, quella incentrata sull'azoto, possiamo dire che, come ben sapete, l'azoto nei sistemi agricoli è caratterizzato da importanti trasformazioni, ma anche da perdite. Uno dei fertilizzanti azotati più utilizzati è l'urea, che ha il pregio di avere un basso costo e di un elevato titolo, però ha anche una grossa problematica riconducibile al fatto che una volta apportato al suolo subisce molto rapidamente idrolizzazione e le varie forme azotate prodotte vengono perse per volatilizzazione o per lisciviazione. Attualmente si stima che nei sistemi agricoli tradizionali soltanto il 30-50% dell'azoto apportato tramite fertilizzazione, quindi l'efficienza d'uso dell'azoto si è compresa tra il 30 e il 50%. Ciò significa che almeno il 50% dell'azoto apportato tramite fertilizzazione viene perso, non raggiunge la coltura. Ciò ovviamente non causa soltanto problematiche economiche, ma anche esternalità ambientali negative riconducibili principalmente all'emissione di gas serra e alla contaminazione dei corpi idrici sotterranei e superficiali. Intervenire dunque nel rilascio e nel modulare il rilascio dell'azoto è un obiettivo cruciale per raggiungere un'agricoltura più sostenibile. Ed è in questo contesto che i materiali prodotti con chitosano e polvinilalcol dal CNR Nanotech risultano importanti. Pertanto, anche in questo caso noi abbiamo ideato due esperimenti che sono esattamente specchio delle prove precedenti. La prima fa riferimento al test di lavamento, di lisciviazione dell'azoto. Anche in questo caso l'obiettivo era il confronto con un fertilizzante convenzionale, in questo caso abbiamo scelto urea. Le colonne di suolo avevano la stessa composizione usata in precedenza. Le percolazioni sono state svolte sempre una volta a settimana per un totale di 8 percolazioni. In questo caso i trattamenti applicati erano sempre un controllo negativo, senza azoto, un controllo positivo, il fertilizzante convenzionale, l'urea. Il polivinil alcol con chitosano e urea e il polivinil alcol chitosano urea in nanoidrossiapatite. E per completare il disegno sperimentale abbiamo anche deciso di inserire per isolare la risposta della sola nanoidrossiapatite e del solo polivinil alcol e chitosano senza altre fonti di azoto. In questo caso noi siamo andati a analizzare poi i percolati per determinare il contenuto di azoto perso totale. E questo esperimento si è concluso da poco, quindi i risultati sono ancora in fase di elaborazione. Qui possiamo vedere i risultati delle prime 4 percolazioni. Questo grafico fa comunque sempre riferimento alla somma
dell'azoto perso nell'arco appunto delle prime 4 percolazioni, possiamo vedere come purtroppo non ci sia stata riscontrata differenza tra l'azoto perso, l'azoto ammoniacale perso dall'urea e quello dai 2 trattamenti con polivinilchitosano di urea e polivinilchitosano urea e nanoidrossiapatite, mentre i due soli materiali di partenza, la nanoidrossiapatite e il polivinil alcol e chitosano, abbiano perso un quantitativo di ammoniaca paragonabile a quello del controllo. Si tratta comunque di percolazioni settimanali, quindi i nostri risultati sono coerenti con quanto riscontrato dal CNR Nanotech negli esperimenti di solubilizzazione in acqua e il comportamento sostanzialmente nel suolo è uguale a quello che è stato riscontrato in acqua. Infine, l'ultimo esperimento che tuttora in realtà è in corso d'opera riguarda l'applicazione di questi nanomateriali in piante di mais e abbiamo replicato esattamente gli stessi trattamenti visti poco fa per quanto riguarda il test di lisciviazione, solo che a differenza del precedente esperimento invaso, essendo tuttora in corso, abbiamo dovuto passare a condizioni pienamente controllate in camera di crescita. Anche in questo caso, a termine dell'esperimento, andremo a vedere i parametri biometrici della pianta, il profilo ionomico dei tessuti e, a differenza del precedente esperimento, abbiamo deciso anche di effettuare lisciviazioni una volta a settimana dei vasi per valutare l'eventuale azoto perso per il dilavamento. Qui potete vedere una foto delle piantine qualche giorno fa. Mi dispiace non poter mostrare i risultati più interessanti, ma l'esperimento è ancora in corso. E per concludere, i dati ottenuti dalla nostra unità di ricerca hanno permesso di validare appunto agronomicamente questi fertilizzanti per quanto riguarda la nanoidrossiapatite soprattutto. Abbiamo riscontrato una diminuzione del fosforo perso per lisciviazione rispetto alla fertilizzazione convenzionale e non abbiamo riscontrato una perdita di produttività della pianta o comunque una riduzione di quella che è la qualità della granella, mentre abbiamo necessità di svolgere ulteriori studi per quanto riguardano i due polimeri con polivinilchitosano e urea. Da un punto di vista ambientale, invece, possiamo dire che questi fertilizzanti comunque rappresentano un passo verso l'agricoltura sostenibile, in quanto proprio ricavati da scarti alimentari, recuperiamo il fosforo da un rifiuto quando per quanto riguarda invece il TSP è ricavato da giacimenti di fosforiti che sono in via di esaurimento. Si tratta comunque di risultati in parte preliminari, siamo consapevoli che debbano essere validati in pieno campo, però comunque rappresentano un passo, un ponte tra il laboratorio e le condizioni reali. E con questo ho concluso e ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie mille Laura, noi nel mentre abbiamo fatto un cambio di persona e grazie a tutti i relatori e fanno appunto anche qui in chat, vedo i complimenti e prima di arrivare arrivano anche un po' di applausi. Abbiamo qui una domanda vediamo subito, di Matteo che chiede: l'acidificazione del substrato derivante dall'attività microbica può rendere necessario l'utilizzo di correttivi oppure non è significativa? Lascio a voi la decisione di Allora chi questo risponde. sta per me. Allora, questa acidificazione avviene in un sistema non tamponato
perché è stata fatta, o l'analisi della certificazione è stata condotta in un terreno, in un mezzo di coltura, e quindi questo terreno è privo della capacità tamponante tipica del suolo. Quindi, come descritto anche dalla collega Laura nel test di lisciviazione nelle colonne, si è vista la solubilizzazione del fosforo per il batterio, però non dei cambiamenti nella chimica del suolo. Quindi lì direi che il batterio agisce in un modo più specifico e anche a livello microbiologico e non è necessaria di fare queste correzioni. Ok, perfetto Monica, grazie mille. E vado avanti con un'altra domanda da parte di Laura che chiede se ci sono già prospettive di applicazione pratica su larga scala in agricoltura o un'idea delle tempistiche. Eh, bene, su questa domanda penso di poter intervenire, anche perché l'ho vista arrivare in diretta, quindi me l'ero già in qualche modo, avevo già individuato. Dunque, il nostro progetto, diciamo, ha già lavorato ed è già in connessione, eh, con delle realtà produttive. L'anno scorso, diciamo, il progetto ha promosso una tavola rotonda che si è svolta a Roma a settembre, all'interno di Nano Innovation, che è una rassegna piuttosto importante, insomma, che riguarda tutto il mondo delle nanotecnologie, le applicazioni, eccetera. E in questa tavola rotonda era presente il direttore di Assofertilizzanti, che è quel ramo di Confindustria che, diciamo, contiene tutti i produttori, non so se sono tutti, ma sono buona parte dei produttori, quindi degli industriali del settore. Per la verità, in tempi molto recenti, qualche giorno fa, in effetti, abbiamo anche rischiato, ecco, diciamo, di portare in campo una sperimentazione in collaborazione con questa entità. Questo non è accaduto, ma le relazioni ci sono e quindi io credo che non so immaginare se questo sia vicino o questo sia lontano. Però diciamo che è una questione certamente all'attenzione del mondo industriale. Devo anche dire per completezza che il sistema agricolo è entrato in un momento di fortissima tensione, perché non so quanti presenti ne sono a conoscenza, per un'applicazione di un regolamento che arriva, diciamo, dall'Europa in relazione alla qualità dell'aria, l'utilizzo di urea sarà vietato dal 1° gennaio del 2028, che significa che la più diffusa e, diciamo, eh, poco costosa fonte di azoto per l'agricoltura fondamentalmente non sarà possibile utilizzarla nella pianura padana, per la verità, non in tutto il paese. Quindi questo vuol dire che diciamo, il tema dell'urea è presente e immagino che i produttori siano molto preoccupati su quello che su cosa potranno mettere sul mercato, o meglio, ci sono già prodotti sul mercato che portano azoto, ma sono molto più costosi, per cui c'è un problema diciamo, su tutta la filiera. Concludo con una breve riflessione. Il tema diciamo, dell'ingresso delle nanotecnologie in agricoltura è ormai presente da diversi anni. In alcuni paesi extraeuropei, diciamo, è molto diffuso e molti prodotti di largo consumo arrivano già sul mercato prodotti con questa modalità. In Europea non esiste una norma, una regolamentazione, per cui in qualche modo potrebbe essere un'occasione, ecco, per costruire dal basso uno scenario decisamente più moderno, insomma, no? In altri paesi stanno già fatturando molto, in Unione Europea invece è molto cauta, per cui per il momento nulla, però le prospettive ci sono. Potrei continuare, ma è meglio di no. Se qualcuno ha anche altre richieste, io ben volentieri, insomma, le porterò. Grazie. Sì, infatti, a parte che mi hai anticipato Luca perché proprio questa mattina leggevamo un articolo in merito, abbiamo visto appunto su un articolo dell'ANSA che diceva che proprio l'Unione Europea ha proposto la sospensione dei dazi sui fertilizzanti azotati per un anno e quindi insomma mi ritornava il discorso, quindi la domanda che avevo io per curiosità non la faccio perché appunto hai già risposto e do spazio invece a una domanda di Erika che chiede se gli esperimenti in cui sono state fatte le analisi delle comunità del suolo, radici inoculate, con o senza TSP o NHP, è stato fatto con lo stesso suolo da cui era stato isolato il ceppo di Pseudomonas poi inoculato.
Questa la rispondo anche io. No, in realtà il batterio è infatti un batterio commerciale che alla fine ci hanno ceduto perché risultava quello che tra tutti quelli testati ha prodotto o ha solurizzato più il fosforo, quindi non è un batterio autoctono del suolo dove abbiamo fatto l'analisi del microbioma. Quindi noi consideriamo che poi nel suolo ci sono già presenti anche perché abbiamo lavorato su un suolo senza sterilizzare, quindi un suolo normale, diciamo, suolo agricolo normale. E lì già c'è presente anche di solito nella comunità microbica di tutti i suoli troviamo tanti batteri del genere Pseudomonas e infatti è per quello diciamo che il fatto che la Pseudomonas che noi abbiamo inoculato non abbia cambiato la struttura della comunità microbica al suolo è una cosa positiva perché è un batterio che non va a influire radicalmente nella comunità o nella struttura del suolo. Ok, grazie mille Monica. Nel mentre vedo che è arrivata un'altra domanda, tanto ci siamo. Allora, ci chiede Giuseppe, per quanto riguarda la sperimentazione che ha utilizzato le ossa di specie avicole, sono considerate le ossa rifiuti? Sì, ecco, rispondo io. Sì, sicuramente, infatti come dicevo rappresentano diciamo, un costo aggiuntivo per le aziende del settore agroalimentare proprio perché prevedono diciamo, normative stringenti per lo smaltimento, ma sicuramente dei costi, quindi sì, sono considerati un rifiuto. Infatti diciamo, quando ci siamo rivolti anche diciamo, macellerie locali ci hanno accolto diciamo, con piacere proprio perché per loro è davvero un costo importante, quindi immaginiamo pure per realtà più grandi. Ok, grazie mille Francesca. Allora, guarda, vado con l'ultima domanda. Per quanto riguarda la domanda di Barbara Bucci, in realtà abbiamo già risposto in precedenza con Luca, quindi prendo la domanda di Caterina che chiede, nel lungo periodo, quale potrebbe essere l'impatto sistemico delle nanotecnologie sull'intero modello di fertilizzazione agricola? E dunque, provo a rispondere io un'altra volta. Non lo sappiamo, non lo sappiamo nel senso che gli studi in questo ambito sono, diciamo, ormai sono decine d'anni, no? Che in letteratura, insomma, girano esperienze di questo tipo. Si è lavorato molto fino al livello, diciamo, della sperimentazione in vaso, cioè cominciando dal piccolo, dalle cellule, da organismi, dai soliti indicatori di tossicologia ecologici, insomma, no? Quei organismi target, eccetera, eccetera. No, in letteratura ci sono pochissime esperienze in campo. Pochissime esperienze in campo, diciamo, con un orizzonte di qualche anno, per cui in effetti non esistono osservazioni, dati, diciamo, rilevati nelle condizioni vere. In genere tutti i ricercatori sanno che finché si lavora nel piccolo funziona tutto o funziona molto, poi salendo la scala sempre meno. Quindi in realtà aumentando le variabili la situazione si fa molto più complessa e in ogni caso ragionare su un orizzonte di campo, un orizzonte reale, con culture poliennali, non sappiamo quello che accade quando questi materiali entrano nel suolo e entrano in una catena trofica, non lo sappiamo. Io personalmente non credo che ci siano dei grandissimi disastri, stiamo parlando di sostanze che comunque vengono testate in condizioni, utilizzando diciamo, gli strumenti e i test diciamo, disponibili. Nel caso di fertilizzanti, noi portiamo dei nutrienti, quelli arrivano e comunque sono utilizzati. Certo, se ragioniamo di strutture più complesse, no, dei nanocompositi che portano dentro anche altri materiali, io francamente non lo so. Più gli elementi sono, le sostanze sono estranee al modello naturale, più evidentemente può sorgere qualche dubbio. In questo caso, almeno per i materiali che noi abbiamo utilizzato, direi che questo timore non ci debba essere. Però mancano delle osservazioni oggettive, questo è vero. Certo, chiarissimo Luca, grazie mille. E proseguo con allora, l'ultima domanda che è arrivata da parte di Carlo.
Carlo chiede, posso sapere quali parametri fisici del suolo sono stati presi in considerazione per preparare le colonne di suolo durante le prove di liscivazione? Mi chiedevo se è stata mantenuta una specifica porosità, bulk density, eccetera. E no, non abbiamo mantenuto una specifica porosità e una specifica bulk density dal momento in cui abbiamo disturbato il suolo, un suolo agrario della nostra azienda, prima prelevandolo, poi arricchendolo di sabbia, sterilizzandolo, inoculandolo col microrganismo, e il successivo riempimento delle colonne ha comunque comportato nel corso delle liscivazioni e degli adattamenti un compattamento, quindi non è un parametro che siamo riusciti a controllare. Perfetto, grazie mille Laura. Quindi se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti i relatori e tutti i partecipanti per essere appunto e aver ascoltato e per aver comunque raccontato questo progetto di ricerca. Grazie a Grazie, tutti, grazie, grazie a grazie. tutti. Grazie ancora, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.